Le cellule staminali sono cellule non specializzate di un organismo, dotate di un'elevata potenzialità proliferativa e della singolare capacità di differenziarsi assumendo le caratteristiche funzionali delle diverse tipologie di tessuto. Si possono distinguere due grandi categorie: le cellule staminali embrionali, che esistono nell'embrione prima che questo si annidi nell'utero materno, e le cellule staminali dell'adulto, che esistono nei tessuti dell'organismo e ne garantiscono l'autorinnovamento continuo durante la vita. Poter disporre di cellule staminali permette di concepire tipi di intervento terapeutico che altrimenti non sarebbero possibili. Nella coltivazione delle cellule staminali, le difficoltà che si incontrano sono intrinseche al sistema biologico stesso. Le cellule staminali presenti in un tessuto, infatti, sono deputate a rigenerare quel tessuto, per cui devono bilanciare la loro proliferazione con il loro differenziamento, ovvero devono in parte moltiplicarsi come cellule indifferenziate e in parte specializzarsi. In generale sono stati sviluppati due approcci terapeutici diversi. In alcuni casi è utile partire dalle cellule prelevate dal donatore, ricostruire in vitro il tessuto e trapiantare poi il tessuto come tale. In altri casi è più utile e maggiormente produttivo moltiplicare le cellule ancora indifferenziate, trapiantarle e aspettare che queste stesse cellule ricostruiscano il tessuto dopo il trapianto. Buonasera e benvenuti. Io mi chiamo Sabina Morandi, sono una giornalista scientifica e sono qui per coordinare un po' un dibattito che si spera chiarisca molte delle lacune che ci sono su questo argomento. Chiunque di voi sarà stato bersagliato come me dal dibattito che c'è stato l'anno scorso in occasione del referendum per l'abrogazione della legge sulla procreazione assistita, e non so se anche voi condividete con me la sensazione di essere stati bersagliati da messaggi molto, molto propagandistici, cioè nel senso già abbastanza schierati da una parte o dall'altra, sia per quanto riguarda il dibattito etico-religioso, sia poi insomma entrata in campo la politica, per cui anche lì, sia anche l'industria farmaceutica che ci teneva a diciamo prendersi i propri spazi per fare un po' di pubblicità sui propri prodotti. Credo che quello che sia mancato è proprio un po' di informazione vera, insomma, super partes, scientifica, su quello che è lo stato dell'arte, perché prima di parlare di etica, prima di prendere decisioni che possono riguardare aspetti normativi o aspetti economici, qualsiasi tipo di decisioni, forse è necessario appunto avere un po' più di informazioni. Per cui noi oggi cercheremo di fare questo. Ci saranno due brevi relazioni e poi proviamo a fare delle domande, insomma, abbiamo due esperti a cui possiamo chiedere di chiarirci le idee. Passo la parola subito al professor Paolo Bianco dell'Università di Roma. Grazie. Grazie, mi fa molto piacere cimentarmi nell'impresa di riuscire a parlare in un quarto d'ora di un tema di cui parlano tutti, dai giornali femminili alla grande stampa, ai talk show televisivi, in un modo che non sia tecnico e nello stesso tempo rimanga scientifico, cosa che è particolarmente difficile a giudicare dai risultati delle partecipazioni di molti dei miei colleghi alle iniziative di divulgazione su questo tema. Certamente l'interesse delle cellule staminali ruota intorno, come ha indicato il filmato introduttivo, alla possibilità di curare cose altrimenti incurabili. Non si può rifare la pelle degli ustionati, non si può rifare un femore di un soggetto a cui sia stato magari amputato, se non attraverso le cellule staminali, e in molti casi questo si può fare solo in via teorica. Quello che io vorrei cercare di fare in questi 10 minuti è
intanto fare il punto su alcune cose che rimangono misteriose, se non metafisiche, quando vengano presentate a un pubblico di non specialisti, e in secondo luogo cercare di sottolineare come ci sia molto di più intorno alle cellule staminali di quello di cui normalmente si parla. Senza tema di smentita si può dire che questo è un momento in cui la medicina cambia il suo corso, perché inventa un nuovo tipo di intervento terapeutico che non è basato su principi naturali, non è basato su principi chimici, non è basato sul trauma estirpativo della chirurgia, è basato sull'uso delle cellule proprie, autoctone di un individuo. E questa è una rivoluzione che è ripartita in rivoli diversi, a cui si danno nomi tecnici. La terapia cellulare, per esempio, è l'infusione di cellule come principio curativo. Questa è una cosa che in realtà si fa da almeno 40 anni, perché quello che si chiama il trapianto di midollo osseo altro non è che una terapia cellulare, si fa ormai rutinariamente in clinica. L'ingegneria dei tessuti, cioè la costruzione di parti di ricambio semi-naturali e semi-artificiali a partire da cellule come principio biologico e materiali chimici come principio fisico. La terapia genica, cioè la correzione di un difetto genetico, ereditario o non, attraverso strumenti particolari, che è particolarmente agevole da una parte e irrisolutiva dall'altra se fatta nelle cellule staminali. E infine il fatto che, per il fatto che sappiamo oggi che molte malattie sono malattie di organi e tessuti che hanno cellule staminali, lo stesso disegno dei farmaci, che finora è stato orientato da principi cardinali diversi, può orientarsi avendo come bersaglio di una terapia farmacologica una cellula staminale. Al di là di questo c'è molto altro che cominciamo a capire della fisiologia e della patologia degli esseri umani attraverso la biologia delle cellule staminali. Che cos'è una cellula staminale non lo sa nessuno. Tutte le definizioni che se ne danno sono invariabilmente parziali. Ci sono alcune proprietà che definiscono una cellula staminale. Una è la capacità, per esempio, di dare origine a cellule che si diversificano tra di loro. La seconda, che rimane più elusiva, è la vera capacità qualificante di una cellula staminale. Una cellula staminale è in grado di rifare se stessa, cioè è in grado, dividendosi in due, di dividersi in una cellula destinata a diventare una cellula matura del nostro corpo e a se stessa. Questa proprietà è una proprietà unica delle cellule staminali ed è una delle proprietà biologiche più elusive. Tutti pensano che ci siano due categorie di cellule staminali, le cellule staminali embrionali e le cellule staminali dell'adulto. Questo non è tecnicamente vero. Una cellula staminale embrionale è una cellula che si deriva in coltura da una struttura dell'embrione preimpianto che si chiama la massa cellulare interna e che in coltura è in grado di essere mantenuta, capace di proliferare pressoché indefinitamente. Questa cellula è in grado di dare origine in coltura, come nell'embrione, a tutti i diversi tessuti che formano l'organismo, dal cervello al fegato, al cuore, alle ossa, al sangue. Questa proprietà è una proprietà che in natura esiste solo nella cellula staminale embrionale o nei suoi precursori più precoci o in cellule che esistono in condizioni patologiche. Naturalmente la possibilità di fare da una cellula staminale embrionale pressoché qualunque tipo di cellula e tessuto offre delle possibilità teoriche di riparazione di organi e tessuti per tutte le malattie che non hanno una cura e che sono dunque le malattie di cui si soffre e si muore in questo tempo, dalla malattia di Parkinson alla malattia di Alzheimer agli stessi tumori. Le cellule staminali embrionali sono cellule bizzarre. Una cellula staminale embrionale trapiantata in un embrione di topo
genera quello che si chiama una chimera. Se avete preso la cellula di un topolino bianco e l'avete messa nell'embrione di un topolino nero, ottenete un topolino pezzato. Modificando le proprietà delle cellule staminali embrionali è possibile generare tessuti differenziati diversi. È possibile farlo in modo diverso in specie diverse e bisogna dire che farlo con le cellule staminali embrionali umani è qualcosa che rimane ancora estremamente elusivo e necessita di grandi investimenti scientifici. Non tutte le cellule staminali embrionali derivano dagli embrioni. Tecnicamente è possibile ottenere delle cellule staminali embrionali senza passare per un embrione. Questo è il processo che porta a generare da una cellula di mammella di una pecora un'altra pecora, cioè il processo che viene popolarmente chiamato di clonazione, e che consiste nel trapiantare il nucleo di una cellula somatica, non di una cellula staminale, in un ovocito, generarne una blastocisti e dalla massa cellulare interna di questa generare delle cellule staminali embrionali. Per farla breve, è come se io prendessi una cellula della mia epidermide, ne estraessi il nucleo, lo inserissi in un ovocito dal cui il nucleo è stato tolto e generassi un embrione geneticamente identico a me da cui derivare delle cellule staminali. Questo contraddice quello che ho detto, perché vi ho appena detto si fa senza passare per un embrione, invece no. Un embrione è chiamato a questo stadio uno zigote, zeugos, sapete, vuol dire doppio. Quello che si ottiene secondo questo procedimento tecnicamente non è un embrione, non può essere chiamato uno zigote perché non esiste una duplicità di patrimonio genetico, potrebbe essere chiamato un clonote. Le cellule staminali embrionali mancano di una delle proprietà definenti delle cellule staminali. Esistono per l'espace d'un matin nell'embrione, esistono per poche ore e poi differenziano. Dunque, la madre di tutte le cellule, anche la madre di tutte le cellule staminali, in realtà non è una cellula staminale perché non si autorinnova. È multipotente, è pluripotente, ma non si autorinnova. Le cellule staminali dell'adulto più note sono le cellule staminali che danno origine a tutti gli elementi del sangue. Il sangue è fatto da molti tipi di cellule diverse che svolgono funzioni diverse. Esiste un progenitore comune a tutte queste cellule che è possibile isolare, purificare e trapiantare in un animale in cui sia stata viceversa depletata la popolazione di cellule emopoietiche e ricostituire il sangue di questo organismo. Questo è esattamente quello che si fa in clinica nel trapianto di midollo osseo. È una scoperta che viene dal male, perché questa scoperta origina in realtà dal grande investimento strategico che i due blocchi fecero dopo Hiroshima e Nagasaki per scoprire meccanismi di radioprotezione, perché l'effetto delle radiazioni ionizzanti, si capì in occasione di Hiroshima e Nagasaki, era proprio quello di uccidere tutte le cellule del sangue. Le cellule staminali dell'adulto esistono non solo nel sangue, ma in molti altri tessuti, dalle ossa ai denti al sistema nervoso centrale e a molti altri. Una corrente di letteratura scientifica ha teso a dire negli ultimi 10 anni o poco meno che le cellule staminali adulte derivate dai diversi tessuti sono in realtà in grado di fare qualunque altro tipo di tessuto tale e quale le cellule staminali embrionali. Questo, devo dire non in modo tecnico ma in modo scientifico, non è vero. Non si può rifare il cuore che è andato perduto per un infarto del miocardio con le cellule del sangue, non si può rifare il cervello con il muscolo, non si può mutare l'acqua in vino. Le cellule staminali, dunque ciò che chiamiamo le cellule staminali, sono due cose diverse. Le cellule staminali embrionali sono cellule che non si autorinnovano
che si espandono in coltura e che danno origine a tutti i tessuti. Quelle adulte sono cellule che si autorinnovano in vivo, non si espandono facilmente in coltura e sono multipotenti ma non pluripotenti. Vuol dire una cellula dello scheletro può fare i diversi tessuti dello scheletro ma solo quelli. E queste sono le cellule staminali dello scheletro viste in una coltura cellulare. Queste cellule, se opportunamente trattate, possono rifare la cartilagine di cui sono fatte le nostre superfici articolari e quindi in teoria riparare un danno artrosico, l'osso di cui sono fatte le nostre ossa e addirittura sono in grado di fornire l'ambiente necessario alla formazione delle cellule del sangue. Questo è uno dei processi biologici più entusiasmanti perché è un processo in cui una cellula staminale serve a permettere a un'altra cellula staminale di funzionare nel modo fisiologico. Si può prendere una cellula staminale dello scheletro e usarla per riparare un segmento di osso andato perduto, vuoi perché estirpato chirurgicamente, vuoi perché perso per patologia. Ma la cosa sicuramente più affascinante, data l'esistenza di cellule staminali, è curare le malattie che non si possono curare altrimenti. Per esempio, malattie genetiche dello scheletro che sono, quando non letali, gravemente invalidanti, per esempio la displasia fibrosa, l'osteogenesi imperfetta. Queste malattie possono teoricamente essere curate con le cellule staminali adulte. Esiste uno spazio di almeno 10 anni di lavoro sperimentale prima che siamo in grado di farlo, ma oggi disponiamo degli strumenti conoscitivi per farlo. Esistono, e con questo smetto di annoiarvi, altre cose che vengono dalla ricerca sulle cellule staminali. La comprensione delle malattie. Noi possiamo usare le cellule staminali così come le usiamo per riparare un organo, per fare un osso normale, le possiamo usare per fare un osso malato e così ottenere dei modelli di malattia su cui sperimentare dei modelli di intervento. Questo vale per le malattie genetiche, possiamo per esempio trasferire il gene di una malattia genetica in una cellula staminale in laboratorio e poi curarne gli effetti con dei meccanismi di intervento di terapia genica che sono mirati a silenziare esattamente il gene malato nella cellula in cui questo si esprime. Ma finisco con un paio di provocazioni scientifiche, c'è ancora molto altro che possiamo imparare. Possiamo imparare per esempio a riprodurre il cancro umano in tessuti umani nel topo. Possiamo cioè generare per esempio delle ossa umane in un topo e poi infondere a questo animale delle cellule di cancro della prostata per studiarne il comportamento metastatico. Possiamo fare ancora di più, possiamo prendere delle cellule di cancro vero e proprio, usarle per generare dei tumori nell'animale, derivare delle cellule in coltura dall'animale e poi usare queste cellule per farne dei tessuti normali. Cioè possiamo, usando lo stesso armamentario conoscitivo che ci viene dalla ricerca sulle cellule staminali, provare a trasformare non l'acqua in vino, ma una cellula di cancro in un tessuto normale. Queste sono le prospettive che ci sono davanti. Queste prospettive sono mai presentate al pubblico laico, il quale è invece occupato da domande di solito rivolte a un professore compiacente del tipo: professore, quando comincia la vita? Cosa a cui io non so rispondere, ma so rispondere nei limiti delle mie modeste possibilità a quant'altro ruoti intorno a questo tema. Grazie mille, soprattutto mi sembra che la domanda che spinge non quando comincia la vita, ma
quanto possiamo allontanare la morte, insomma, mi sembra dal punto di vista medico. Grazie per questa carrellata vastissima, poi ci saranno domande, avrò anch'io domande da fare. Adesso passiamo a di nuovo diciamo una panoramica su delle applicazioni però specifiche con il professor Michele De Luca dell'Università di Modena. Io ringrazio il professor Bianco per l'introduzione che mi facilita il compito, però volevo proprio riprendere alcuni concetti di Paolo in questo senso. Cioè, noi sappiamo che esiste una cellula staminale embrionale, qualunque essa sia. Sappiamo, come il professor Bianco stava dicendo, che la cellula staminale embrionale dà origine a tutti quei foglietti da cui poi derivano tutte le altre cellule, in questo caso per esempio dall'ectoderma il tessuto 1, 2, 3, dal mesoderma 1, 2, 3 e così via. Quindi la cellula staminale embrionale è per definizione la cellula che dà origine a tutti i tessuti. Che cosa è vero e che cosa non è vero sulla staminale embrionale? È vero che in principio può dare origine a tutti quanti i tessuti. Quello che non è vero è che se adesso noi prendessimo una cellula staminale embrionale umana, questa si è in grado di fare tutti quanti i tessuti quando viene trapiantata. Questo non è ancora vero, questo è il motivo per il quale bisogna ancora fare tanta ricerca di base sulle staminali embrionali. Un giorno probabilmente si riuscirà a convincere queste cellule, dopo la cultura, a fare questi tessuti. Quando si sviluppa il tessuto adulto che deriva dal differenziamento della cellula staminale embrionale, a quel punto quel tessuto, il tessuto 1, 2, 3, avrà al suo interno una popolazione di cellule staminali adulte, la quale, come stava dicendo il professor Bianco, per esempio nel tessuto 3, danno origine a delle progenie che si chiamano in diversi modi, si chiamano progenitori, si chiamano cellule che si amplificano in maniera transiente, sono quelle che danno origine ai diversi componenti di quel tessuto. Faccio un esempio pratico. La cellula staminale della pelle, dell'epidermide, dà origine all'epidermide, al follicolo pilifero e alla ghiandola sebacea, che sono le componenti epiteliali di quel tessuto. Quello che è vero è questo. Quello che non è vero è che la cellula staminale dell'epidermide, della pelle, possa dare origine a che cosa? Al cervello, al muscolo, al sangue. Sono delle evidenze sperimentali ancora preliminari, molto saltuarie, derivate da protocolli sperimentali diversi, con bassissime efficienze, che devono ancora essere capite, perché qualcuno le ha anche messe in discussione come artefatti di tipo culturale. Però dire adesso che noi possiamo usare una cellula staminale della pelle per rifare il cervello non è vero. Come vi farò vedere, possiamo dire invece che la cellula staminale adulta, per esempio della pelle, può essere adesso, oggi, applicata in clinica per ricostituire la pelle, cioè il tessuto al quale è deputata. Sono anche d'accordo con Paolo quando dice che è difficile definirla. Perché? Perché non esiste una definizione unica della cellula staminale. La cellula staminale in un tessuto è quella cellula che è capace di generarlo e rigenerarlo. Un collega americano molti anni fa dette una definizione della staminale che era uguale alla pornografia. Dice: non so definirla, ma quando la vedo la riconosco. Questa è la cellula staminale. Cioè, quando io ho in mano una cellula che è trapiantata e mi rifà quel tessuto, eccola, quella è la cellula staminale, che ha delle caratteristiche diverse da tessuto a tessuto. Quindi esprime sostanzialmente una funzione e non una entità che sia molecolarmente definita. Vi stavo facendo l'esempio delle cellule degli epiteli stratificati. Che cosa sono gli epiteli stratificati? Sono quegli epiteli che rivestono in diverse parti del nostro corpo, dentro e fuori. La cute, la cornea, la congiuntiva, l'uretra, l'epitelio vaginale, la mucosa orale, eccetera. Sono tutti gli epiteli che rivestono dentro e fuori l'organismo. Ciascuna di questi
tessuti ha la cellula staminale, che è sostanzialmente comune a tutti, è un solo tipo cellulare, che a seconda di dov'è, se nella pelle dà origine al follicolo pilifero, all'epidermide, alla ghiandola sebacea, nella congiuntiva dà origine alla congiuntiva e alle ghiandole mucipare, nella cornea è molto specializzata, e vedremo come sarà importante questo dal punto di vista clinico, e dà origine soltanto all'epitelio corneale. Vedete che anche dire che la cellula staminale deve essere multipotente non è vero, deve essere multipotente se serve. Il professor Bianco ha fatto vedere come sia spaventosamente differenziante e multipotente nel sangue, che dà origine a diversi tipi cellulari, ma nella cornea è unipotente, così come nella pelle è tripotente, fa quello che serve per quel tessuto. Molti anni fa, il nostro laboratorio e altri laboratori è stato in grado di isolare a livello di singola cellula, la cellula staminale di questi epiteli di rivestimento. Molti anni fa, quando noi che lavoravamo sulle cellule staminali, lavoravamo tranquilli, perché ancora non c'era il boom delle staminali, però di 20 anni fa. E la cellula staminale dell'epidermide, come della cornea, come della congiuntiva, ha tutte le caratteristiche per essere la cellula staminale. Anzi, a differenza di molte altre, ha anche la capacità di essere cresciuta, di essere amplificata in vitro. E noi stiamo anche studiando i meccanismi del self-renewal di questa cellula staminale, cioè dell'autorinnovamento. Io credo che questo in realtà sia vero anche per altre, solo che non si è ancora capito come fare ad amplificarle. Però, amplificando queste cellule qua, si possono a questo punto applicare dal punto di vista clinico. E badate che tutto quello che c'è sui giornali è in larga parte non vero. Attualmente in clinica ci sono soltanto 2 cellule staminali che sono routinariamente usate, che sono quelle che danno origine agli elementi del sangue, stava dicendo il professor Bianco dei pianti del midollo, e quelle che danno origine, come vi farò vedere, agli epiteli stratificati. Ce ne sono altre che sono ancora a livello di fase di sperimentazione clinica, di fase 1, di fase 2, di fase 3, alcune che saranno molto rapidamente in clinica, però attualmente tra quelle adulte, quelle che sono routinariamente, dico io, in clinica sono quelle del sangue e quelli degli epiteli. E vi faccio vedere 2 esempi, uno storico, che è quello della ricostituzione della pelle. Pensate che questa storia ha ormai più di 25 anni. Il primo lavoro grosso su questo argomento fu pubblicato nel 1984. Che succede? Che quando c'è una persona che ha un'ustione di terzo grado, cioè con tutta la pelle distrutta, superiore al 60-70% della superficie corporea, è possibile prendere le cellule staminali della sua pelle da una zona ovviamente non bruciata, isolarle, amplificarle, vedete questi lembi di pelle coltivata, e trapiantarle su queste zone. Vedete che sono persone in cui si rigenera completamente l'epidermide. Ovviamente questi pazienti hanno delle cicatrici, perché? Perché il derma sottostante è bruciato, per cui fa una cicatrice. Ulteriore dimostrazione che la cellula staminale dell'epidermide fa quello e non rifà il derma. Però è una procedura salvavita, perché noi abbiamo fatto in Italia, grazie a questa tecnologia, più di 500 pazienti, molti di questi, soprattutto bambini, avevano ustioni superiori al 70% che sarebbero morti in assenza delle cellule staminali coltivate. Recentemente abbiamo sviluppato un altro tipo di applicazione clinica abbastanza impressionante dal punto di vista dei risultati, che è quello della cornea. L'occhio è rivestito da 2 diversi epiteli, che sono la cornea e la congiuntiva, completamente diversi. La cornea non è vascolarizzata, è trasparente e deve essere trasparente per poter far filtrare i raggi, quindi per poter vedere. La congiuntiva invece è fortemente vascolarizzata ed è quella che attraverso una serie di meccanismi che non sto qua a descrivere dà il nutrimento sostanzialmente alle cellule corneali. Quello che noi e altri laboratori abbiamo visto nel corso degli anni è che questa zona di confine che c'è fra la cornea e la congiuntiva, che si chiama limbus, contiene le cellule staminali della cornea. E quindi tutta la parte centrale della cornea è fatta da quelle cellule progenitrici o cellule che si amplificano in maniera transiente, che è quello di cui stavo parlando prima, di cui stava parlando il professor Bianco. Che succede? Succede che se noi abbiamo
frequente, circa 6.000 se non mi sbaglio in Italia, ustioni da agenti chimici sulla cornea, oppure abuso di lenti a contatto con infezioni gravi, per esempio la cantamebba, tipica delle persone che non si levano mai le lenti a contatto e ci vanno anche in piscina, succede che si ha un danno della cornea. Vedete queste cornee come diventano opache. Quando la zona delle cellule staminali limbari è conservata, no, come in questo caso, noi possiamo fare il trapianto di cornea, che è quello che si fa regolarmente. Si fanno circa 4.000 trapianti di cornea, o 3.000 in Italia su questo, per questi motivi. Però il trapianto di cornea quando funziona? Funziona quando abbiamo delle cellule staminali limbari, queste qui, che sono ancora preservate. Quando abbiamo occhi invece di questo tipo, con distruzione completa della cornea e della congiuntiva e del limbus, noi non abbiamo più cellule staminali, per cui se facciamo un trapianto di cornea, il trapianto di cornea fallisce e il paziente ovviamente a un certo punto dovrà togliere l'occhio e mettere l'occhio di vetro. E è lì che si interviene con le cellule staminali, perché a questo punto si può prendere dall'occhio controlaterale, per esempio, una piccolissima biopsia limbare, circa 1 millimetro, isolare, coltivare queste benedette cellule staminali limbari, fare questo tipo di trapiantino che viene usato per ricostituire tutta la superficie oculare dell'altro occhio. Noi abbiamo fatto questo lavoro per primi, abbiamo pubblicato ormai parecchi anni fa sull'Lancet nel 97, quindi sono ormai 10 anni che facciamo questo tipo di terapia e vi faccio qualche esempio. Guardate quest'occhio che è completamente opaco e neovascolarizzato e guardate dopo il trapianto delle cellule staminali come si stia cominciando a chiarificare, come i vasi si incominciano a fermare al margine e come l'occhio dopo la sostituzione della parte profonda, dopo la keratoplastica, venga completamente ricostituito. Questo per esempio è un occhio assolutamente chiaro anche per i non addetti ai lavori, vedete completamente bianco, completamente opaco, tutto pieno di vasi intorno. Dopo le cellule staminali vedete che c'è una completa ricostituzione completa della cornea e anche della trasparenza della cornea, come vedete qua. Anche in quest'occhio, che è molto simile al primo, vedete addirittura 4 anni di follow-up qui, abbiamo un occhio che è sostanzialmente virtualmente normale. Questo è un altro esempio, vedete qui, questa linea qua che c'è qui, questo è il segno di un trapianto di cornea fallito in precedenza. Perché? Perché non c'è più un limbus che funziona. Ma se noi prima ricostituiamo le cellule staminali, quest'occhio che era completamente perso viene completamente ricostituito con normali livelli di trasparenza. Anche nelle lesioni ovviamente si recupera il 100% della capacità visiva. Anche nelle lesioni bilaterali questo è possibile. Vedete, questo è un paziente che aveva addirittura avuto ustioni nel 48, ha avuto trapianti falliti, ma prendendo una piccola biopsia da questa zona limbare si può ricostituire prima l'occhio destro e poi l'occhio sinistro, di cui ancora non ho purtroppo le immagini. Noi abbiamo fatto di questi pazienti fino a circa 200 in 18 diversi ospedali. La tecnologia non è ancora perfetta perché abbiamo avuto un successo solo nel 70% di questi pazienti, quindi stiamo lavorando anche per migliorarla. Ma ovviamente sono tecnologie abbastanza difficili. Qual è il messaggio? Il messaggio è che se esiste la conoscenza della biologia di base su quella cellula staminale, allora conoscendo la cellula si può imparare a coltivarla e dopo si può trapiantare su un paziente. Questa dovrebbe essere la via. Non bisogna accorciare i tempi. Oggi c'è un pochino di fretta sulle staminali. E questo secondo me è anche il motivo per cui molti tentativi di terapia genica sono falliti, tra parentesi, perché non si è riusciti a colpire la cellula giusta. Però la strada è quella. È chiaro che negli epiteli, essendo dei tessuti più semplici, si è fatto più in fretta, non è un merito nostro, è una semplicità del tessuto, ma anche per gli altri la strada maestra è quella, conoscere la biologia di base prima di quel sistema, poi usare eventualmente modelli sperimentali animali per provarne l'efficacia e poi andare sull'uomo con i risultati che sono possibili. Grazie.